In questi giorni il mio Veneto è stato scosso da tragedie che hanno profondamente colpito la nostra comunità. Il papà che ha ucciso il suo bimbo a Castello di Godego e poi si è tolto la vita, la mamma che si è gettata dal ponte di Vidor col figlioletto e ancora, andando oltre i confini della Marca, la tragedia della coppia di Rosalo, omicidio di Porto Viro, l'imprenditore dello spettacolo che si è suicidato a Cinto Euganeo. La deputata della Lega, Angela Colmellere, ha richiamato l'attenzione della Camera sui gravissimi fatti di cronaca nera accaduti in Veneto nel giro di pochi giorni. Quest'anno di pandemia sta aprendo altre ferite, non meno emergenziali di quella sanitaria. Il disagio dei neogenitori senza un sostegno familiare o sociale a causa delle restrizioni. Quello di chi ha perso il lavoro e si vede negare o tardare i ristori, peraltro mai adeguati alle commesse perdute. Quello di chi in difficoltà per molte ragioni si trova solo. Guardiamo perciò a questo aspetto della pandemia che rischia di lasciare strascichi pesantissimi nelle nostre comunità, ben oltre la fine dell'emergenza sanitaria. Il nuovo governo Draghi deve dimostrare maggiore concretezza e vicinanza alla popolazione in termini di ristori e ammortizzatori sociali, dice, ma non basta. Noi dobbiamo in questo momento pensare alle altre vittime del Covid, le vittime della depressione, di coloro appunto che sono lontani da scuola, di coloro che mancano di una socializzazione, di coloro che non hanno più un lavoro. Le tragedie che hanno toccato il Veneto impongono nuove politiche di sostegno psicologico al singolo cittadino, alle famiglie e alle comunità. Tutto questo non può più essere rimandato.